Da quando avete riaperto? Noi abbiamo riaperto ieri, il primo giorno, sì, dopo il lockdown del 12 marzo abbiamo aperto ieri. Ascolti, siete aperti ovviamente per asporto, per ora come sta andando? Solo per asporto sta andando che siamo qua così, per non rimanere a casa. La strada vuota racconta la Padova universitaria deserta, a ridosso di un quartiere universitario per eccellenza come il Portello, dove il 12 maggio di ogni anno qui è un pullulare di studenti in bici o a piedi. Tre scalini, Portello, locale vuoto, plateatico chiuso. A maggio è quasi una contraddizione in termini nel quartiere universitario della città. Finché non riparte l'università penso che qua in zona resterà così. Non so se c'è questo fervore del 18 di aprire tutti, ma se dopo manca la gente bisogna aspettare e vedere cosa succede nei prossimi mesi. Tante le incognite che pesano sulla riapertura, nessuna indicazione chiara e questo fa male a un settore che da 2 mesi non guadagna, con 6 dipendenti in cassa integrazione solo per questo locale. Se ne sentono tanti dalla distanza, 4 metri, 2 metri, 1,5 metri, se si può entrare uno alla volta, come disporre dei tavoli, non sappiamo ancora niente. Allora c'è anche per la sanificazione, cioè per il momento ci sono i prodotti da sanificare, guanti e mascherine. Una boccata d'ossigeno i provvedimenti adottati dal comune. Servirà molto perché star seduti fuori sarà meglio che star seduti dentro, quindi ci sarà anche la possibilità di essere più distanziati. È molto buono anche che hanno spostato la Tari e insomma qualcosa hanno fatto. Il 18 maggio è una data simbolo, non solo per baristi e ristoratori. Anche il Comune ha bisogno di conoscere con anticipo queste misure perché, per esempio, per quanto riguarda gli spazi pubblici, dobbiamo organizzare delle presenze che saranno evidentemente più salubri all'esterno piuttosto che all'interno di locali chiusi. Per cui sì, io mi aggiungo al coro di voci che chiede che ci siano informazioni chiare e certe il prima possibile. È bene che il governo dica con chiarezza quali sono le regole, sperando che non siano troppo stringenti e che non vadano a snaturare il senso di certe attività e che attorno a quelle regole si possa ripartire.